Adesso è ufficiale, l'FC Bassano 1903 nella stagione sportiva 2018-19 disputerà il campionato di prima categoria. È di ieri sera il messaggio di posta certificata inviato alla città di Bassano del Grappa e alla società giallorossa direttamente dal commissario straordinario FIGC Roberto Fabriccini. Questa federazione, si legge nella missiva, non può che prendere atto del diniego espresso all'unanimità dal Consiglio direttivo del Comitato regionale Veneto, deputato all'organizzazione del campionato di promozione. Insomma, il no, più che da Roma, è arrivato da Venezia. Uno smacco che in casa FC Bassano 1903 non è proprio stato digerito. A Bassano il calcio è fallito non perché è fallita la società, ma perché è stata presa una decisione, diciamo, avallata dalla Lega e alla FIGC. E che questa decisione sia stata presa senza pensare alle conseguenze per la città di Bassano, questo sicuramente è un po' umiliante per la città di Bassano. Il presidente Campagnolo accusa il comitato regionale della FIGC di non aver tenuto conto nella sua decisione dei valori che stanno alla base dell'articolo 52 delle norme federali relative al titolo sportivo. I principi prevedono che il calcio è diciamo una cosa importante per una città, perché comunque rappresenta per molti tifosi il modo di passare una domenica, per molti ragazzini il sogno di poter vestire la maglia della propria città, quindi il fatto che nessuno si sia preoccupato di dire a Bassano cosa succederà, secondo me è veramente una cosa umiliante per la città. A far arrabbiare il numero 1 giallorosso anche le dichiarazioni del presidente del Comitato Veneto della FIGC, Giuseppe Ruzza, che avrebbe attribuito alla scelta della dirigenza giallorossa di ripartire, acquistando il titolo sportivo del Mussolente, la colpa di un mancato ripescaggio in promozione. Noi è vero, abbiamo comprato il Mussolente, abbiamo speso dei soldi per comprare il Mussolente, l'abbiamo fatto comunque in accordo con la Lega regionale, del Comitato regionale Veneto, e adesso ci vengono a dire che non ci possono dare la promozione in promozione perché abbiamo comprato il Mussolente, quindi oltre al danno anche la beffa, cioè ci fanno passare per stupidi quando stupidi forse non lo siamo. Da qui la volontà dell'FC Bassano 1903 di far sentire il proprio dissenso con un gesto significativo, far scendere in campo la squadra per l'intera stagione con una fascia bianca al braccio, e se Lega e FIGC non lo consentissero è già pronto un piano B. La fascia bianca la indosserà il pubblico, quindi noi metteremo a disposizione di tutti i tifosi che vogliono protestare delle fasce bianche da poter indossare la domenica, e poi nella maglia nuova che faremo comunque prevederemo l'introduzione della fascia bianca, che diventerà perenne ricordo, quindi tutte le maglie del Bassano da qui in poi avranno sempre una fascia bianca sul braccio sinistro per ricordare che a Bassano è stato commesso un sopruso.